È la Gentleman della serata, una categoria GF con 9 cavalli al via dopo il ritiro del numero 1. Andiamo a leggere lo schieramento con il 2 Tisserandbee, Filippo Esposito, 3 Pertebar, Federico Bongiovanni, 4 Viperina Spin, Lucia Pasqualini, 5 Tudor Danny Griff, Massimiliano Collalti, 6 Orfeo Jet, Thomas Manfredini, in seconda fila 7 Alcatraz Geo, Francesca Consoli, 8 Zarax, Antonio Vitiello, 9 Utrillo Spin, Daniele Dall'Oglio, 10 Zafira, Matteo Zaccherini. Dopo qualche piccolo problema ora l'autostart si avvia e i cavalli vanno nella scia del mezzo meccanico. Ricordiamo il ritiro di Osiri Deron, quindi scalano di un numero tutta la prima fila. Direi buono lo schieramento, tutti a rete, i 5 della prima fila. Stacco della macchina, l'errore di Tudor Danny Griff, molto veloce al largo, Orfeo Jet che sorprende un po' tutti, riesce a scavalcare Tisserandbee e si pone al comando. In terza posizione Pertebar, quindi tutti in fila indiana, con davanti un po' sorpreso Orfeo Jet che ha colto gran lancio con Thomas Manfredini ed è in vantaggio 15 primi 200 metri. Tisserandbee in seconda posizione davanti a Pertebar, poi è partita bene dalla seconda fila anche Zafira che è in quarta posizione. Poi vediamo Viperina Spina, rallentato molto Orfeo Jet al comando. Viene fuori 31,3 per i primi 400 metri con 16,3 la seconda frazione. Nessuno fa la prima mossa, quindi ne approfitta Thomas Manfredini per mantenere ritmo modesto col Sauro di Andrea Vitagliano. 600 in 48,8, addirittura 17,5 la curva. Si crea ora un po' di onda con Pertebar che esce al largo trascinandosi Zafira, mentre guadagnano di dentro Viperina Spin e Utrillo Spin. Avanza Pertebar, due Sauri apparigliati, 15,8 qui davanti alle tribune, 1,4,6 il primo giro. Pertebar è vicino a Orfeo Jet, poi l'altra pariglia è formata da Tisserandbee e Zafira. Viperina Spin terza alla corda davanti a Utrillo Spin che accenna a spostare al largo, chilometro che va via in 1,26. Tre pariglie praticamente in vantaggio con Orfeo Jet ancora saldo battistrada, Pertebar all'esterno, Tisserandbee seconda alla corda su Zafira. Poi vediamo lanciarsi in terza ruota anche Alcatraz Geo, frazione di là passata in 15,1, ancora in controllo il Sauro Orfeo Jet, pedinato da Tisserandbee. Poi Pertebar che ora accentua la pressione, Zafira sempre in posizione di sparo, poi gli altri con Viperina Spin terza alla corda, ultima curva passata in 15 secco, retta d'arrivo, si presenta in vantaggio Orfeo Jet attaccato da Pertebar, di dentro si lancia Tisserandbee, poi Zafira, ultimi 50 metri con Pertebar che ha preso la meglio attaccato da Tisserandbee e sul palo i due sono vicinissimi, Pertebar e Tisserandbee. Da rivedere perché l'arrivo è veramente serrato, 1,18,1 la media tattica della corsa. Preferiamo attendere il replay. Pertebar aveva preso vantaggio ma Tisserandbee si è lanciato all'interno e rivediamo. Probabilmente Tisserandbee batte di precisione Pertebar e quindi la vittoria per Tisserandbee e Filippo Esposito di dentro. Pertebar e Federico Bongiovanni sembravano ormai padroni della situazione, ma lo speed secco di Tisserandbee, cavallo che abbiamo rivisto volentieri qua a Cesena, ritorna alla vittoria. Rivediamo ancora una volta l'arrivo, ma Tisserandbee ha battuto Pertebar in stretta foto, mentre per il terzo di spunto è Zafira.